Buonasera, benvenuti a questo primo incontro della serie organizzata da CNA Veneto Ovest in questa seconda parte del 2025. Saranno incontri in cui si affronteranno tematiche del mondo imprenditoriale e artigianale, come la sostenibilità, l'accesso al credito, i mutamenti normativi che interessano questo mondo. Oggi, come potete vedere dalla scritta alle mie spalle, parliamo di giovani, dove stanno andando i giovani imprenditori. Quali prospettive hanno davanti, quali difficoltà devono affrontare, ma anche quali soluzioni possono trovare per poter sostenere le proprie attività e proseguire. È un percorso che vede CNA Veneto Ovest, l'area che è nata, l'area vasta è nata nel 2019 dalla confluenza tra le aree di Vicenza e di Verona, vede affiancata da Camera di Commercio di Vicenza e da EBAV, Ente Bilaterale Artigianato Veneto, con il contributo, con la collaborazione per quanto riguarda l'incontro odierno di QOA Business School. La particolarità di questo primo incontro odierno, un po' una curiosità se vogliamo, è che tutti e tre gli interlocutori che abbiamo oggi qui con noi dall'auditorium del Giornale di Vicenza si chiamano tutti e tre Diego. Ecco, è una cosa su cui abbiamo sorriso anche prima. C'è Diego Stimoli, che è il nuovo presidente di CNA Veneto Ovest, fresco di elezione perché è stato nominato la settimana scorsa. Lui ha una certa familiarità con il mondo dei giovani imprenditori perché è stato presidente regionale dei giovani imprenditori di CNA e anche nel direttivo, se non sbaglio, a livello nazionale, sempre per questo settore. È anche un imprenditore, lo posso definire, non convenzionale perché è un imprenditore digitale. Sappiamo ormai che l'artigianato utilizza in maniera abbastanza diffusa le tecnologie digitali. Lui lo fa proprio come core business e quindi è un settore anche questo interessante, di cui poi parleremo. Abbiamo poi con noi Diego Rebesco, che è responsabile del servizio di statistica della Camera di Commercio di Vicenza, l'uomo dei numeri, se posso definirlo così, poi ci aiuterà a inquadrare anche il mondo dell'imprenditoria giovanile, e il professor Diego Campagnolo, che è direttore scientifico dell'Executive Master per imprenditori di QOA Business School, con cui parleremo di formazione. Per introdurre un po' l'argomento odierno mi rifaccio a una indagine che CNA ha svolto recentemente proprio per esplorare, per tracciare un identikit degli imprenditori under 40 a livello nazionale. Sono state condotte una serie di interviste. I dati che ne emergono sono piuttosto interessanti. Per esempio, soltanto 1 su 3 dei giovani imprenditori artigiani ha ereditato l'azienda, però quasi il 60% è figlio di imprenditori, quindi proviene in qualche modo da quel mondo. Il 35% ha almeno una laurea triennale, tuttavia per il 45%, quindi quasi la metà, la formazione scolastica o universitaria conta praticamente poco o niente per quanto riguarda l'attività imprenditoriale intrapresa. Quanto riguarda poi il tema, anche questo importante, delle risorse, il 73% dei giovani imprenditori ha avviato l'attività con mezzi propri o mezzi di famiglia, ma oltre l'86%, quindi una percentuale piuttosto rilevante, non ha utilizzato incentivi pubblici che pure esistono e di questo anche parleremo in questa conversazione. Cominciamo con Diego Stimoli, al quale chiedo, nelle ricerche che sono state fatte, emerge anche questa particolarità, secondo cui i giovani si riconoscono sempre meno nel settore professionale dell'artigianato. Lei proviene dal mondo giovanile, ecco. Qual è stata la sua esperienza e perché secondo lei i giovani hanno questa difficoltà? Ok, vabbè, allora inizio subito raccontando un po' la mia esperienza di artigiano digitale, come mi definisco, perché il mondo digitale sembra un mondo sempre innovativo, che parla di innovazione e tanti mi chiedono ancora oggi, ma perché sei all'interno di CNA, perché sei artigiano? In realtà il mondo digitale, oltre ad avere questa spinta di innovazione proprio naturale, è un mondo dove tutto è creato su misura, quindi mi sento quasi un piccolo sarto, come dico sempre. Qualsiasi progetto che andiamo a fare per i nostri clienti parte da un confronto con il cliente, una progettazione, una realizzazione su misura che è secondo me l'emblema di quello che poi è l'artigianato, cioè la cura con cui un artigiano fa il proprio mestiere è quello che io proprio mi sento oggi dentro, come dico sempre, mi sento 100% artigiano. E quello che emerge dall'analisi, dove insomma diceva che i giovani non si sentono magari appartenere a questo, è un po' l'obiettivo che ho in questo mio primo mandato di presidente di CNA Veneto Ovest, perché probabilmente la situazione deve
con ancora più forza andare a comunicare questo messaggio, in cui anche i settori che magari non sono i settori tradizionali, anche i settori diciamo come digitale o come altri settori, in realtà sono settori d'artigianato, sono settori artigiani, perché le persone non si sentono appartenere a questo, ma è solo una mancanza di comunicazione, di informazione. Quindi quello che mi sono prefisso come prima parte, come primo obiettivo del mio mandato, è proprio quello di cercare di coinvolgere quanto più possibile questi giovani che oggi non si sentono artigiani, per far passare questo messaggio, per fargli fare momenti di incontri, di formazione, per far capire effettivamente cos'è innanzitutto un'associazione di categoria e cos'è CNA Veneto Ovest per l'imprenditoria oggi, perché la giovane imprenditoria in realtà non si sente artigiana, ma perché proprio gli manca questo passaggio, ma in realtà la maggior parte lo è. Perché la maggior parte, sono sicuro, ma per come conosco i miei anche coetanei, per come, quando facciamo gli eventi con cui discutiamo con altri giovani, in realtà poi quando la persona ha questa consapevolezza, in realtà l'artigiano lo è solo che manca questo passaggio di informazione iniziale. Ecco, per quanto riguarda l'artigianato non convenzionale, secondo lei c'è una difficoltà da parte del giovane che vuole cominciare un'attività di questo tipo nel percepirsi artigiano, perché magari l'artigianato, questo termine, richiama qualcosa di lontano dalle tecnologie più innovative, per cui dice non posso ritrovarmi in questa categoria, invece come? Sì, c'è questa narrativa un po' distopica dell'artigianato, tutti pensano, no, al falegname, magari al geppetto, quel vecchio mestiere, che in realtà anche oggi sono vecchi mestieri che si stanno trasformando, che si stanno evolvendo, che stanno innovando. Quindi probabilmente c'è questa concezione dell'artigianato visto come un vecchio mestiere, come la tradizione, ma in realtà se la tradizione la unisci a quello che è l'innovazione, crei questo nuovo artigianato 2.0, che alla fine è il motore, è il tessuto, diciamo, italiano delle imprese oggi. Quindi se passiamo questo messaggio, secondo me è un piccolo tassello, insomma, del mio primo mandato. Grazie. A Diego Rebesco, entrando un po' nel campo delle statistiche e dei numeri, chiedo appunto un quadro della situazione per quanto riguarda l'imprenditoria giovane artigianale del Vicentino. Faccio come punto di partenza un dato, cioè nel calo demografico che un po' interessa tutti i settori, le imprese giovani a Vicenza sono il 7,1% del totale delle imprese, mentre a livello nazionale 8,3%. Perché c'è questa situazione un po' diversa a Vicenza? Sì, parto da una definizione perché così sappiamo di cosa stiamo parlando. Per impresa giovanile si intende l'impresa che, mediando la proprietà e il management, o meglio l'età della proprietà, dei proprietari e dei manager, si è sotto alla soglia dei 35 anni. Quindi questo è il primo punto sul quale ragionare. Quindi stiamo parlando di imprenditori che mediamente hanno meno di 35 anni. E quando ne parlo con le scuole mi guardano come dire giovani a 35 anni. Quando guardo i dati del registro imprese invece vedo che 35 anni sono una netta minoranza. Da noi sono una netta minoranza per due motivi. Primo motivo è la composizione settoriale dell'economia vicentina, del sistema delle imprese vicentine, dove noi abbiamo una netta conformazione legata al settore manifatturiero. Il settore manifatturiero ha comunque degli aspetti, degli investimenti in entrata che per un giovane imprenditore possono essere un po' più difficoltosi rispetto a qualcuno già più strutturato o che magari nel frattempo si è trasformato o viene gemmato un'impresa gemma da un'altra impresa manifatturiera. L'altro aspetto che si vede nettamente vedendo la classifica delle imprese, delle province che hanno la quota più elevata di imprese giovanili, è che il Sud vince. Io di solito quando vedo le classifiche vedo Vicenza e di solito commento, siamo sempre nei primi 3, 5, 10, 15, invece qua siamo veramente in fondo alla classifica che è guidata da Vibo Valentia, Napoli, Caserta, Crotone, quindi stiamo parlando di province dove c'è una vocazione imprenditoriale più bassa,
anche in generale, però una vocazione imprenditoriale giovanile più alta, appunto perché c'è l'aspetto del settore, quindi ci sono magari imprese più piccole legate ai servizi piuttosto che all'agricoltura, e poi c'è l'aspetto che probabilmente dove non c'è la possibilità di essere impiegati dal punto di vista dei dipendenti con facilità, come nella nostra provincia. La nostra provincia è sicuramente una provincia fortunata da quel punto di vista, quindi un lavoro si trova, insomma, in qualche modo, e quindi la scelta dell'autoimprenditorialità può essere una scelta anche obbligata, quindi nelle province dove effettivamente ci sono meno possibilità di impiego come dipendente, una scelta possibile è anche quella dell'autoimpiego. Si diceva prima che non ci sono moltissimi, o meglio, gli imprenditori che hanno iniziato, i giovani imprenditori che hanno iniziato non hanno utilizzato fondi pubblici. Probabilmente in alcune regioni ci sono delle possibilità di accesso a fondi pubblici molto più facile rispetto a quello che c'è in Veneto, dove adesso, proprio questione di qualche settimana fa, c'è una nuova misura della Regione Veneto che aiuta le nuove imprese, però prima in realtà era un bel pezzo che mancava un sostegno finanziario pubblico per le imprese giovanili, ma insomma per le imprese, che devono iniziare. Poi non è detto che manchino altri strumenti per aiutare la nascita delle imprese. Io tra le varie uffici che seguo abbiamo anche il servizio Nuove Imprese, che è un servizio che aiuta i giovani imprenditori che vogliono iniziare ad avere le prime informazioni di base e talvolta insomma si vede che questo servizio, anzi talvolta direi quasi sempre, serve molto perché un orientamento iniziale è molto, molto utile anche dal lato burocratico, perché non è indifferente questo aspetto. L'aspetto poi dell'idea imprenditoriale la deve avere l'imprenditore, l'aspirante imprenditore, però appunto l'aspetto burocratico è anche dove andare alla ricerca di eventuali finanziamenti o anche banalmente come presentarsi in banca, piuttosto che la ricerca di fondi attraverso il microcredito, che è un classico per i piccoli imprenditori, può essere appunto un'indicazione utile per chi si rivolge al nostro sportello. Ne approfitto per passare solo temporaneamente al Presidente Stimoli per chiedergli, in virtù di quello che ha detto il dottore Besco, c'è anche un problema di informazione, immagino, per quanto riguarda le imprese in generale, quelle giovanili in particolare, da parte delle associazioni di categoria. Ecco, pensa di insistere anche su questo aspetto nel mandato che si appresta adesso? Certo, assolutamente, soprattutto anche insomma, in collaborazione anche proprio con la Camera di Commercio, insomma, quei rapporti con la Camera di Commercio, va sicuramente comunicate tutte queste informazioni, come ha detto il dottore Besco anche poco fa, proprio per dare anche tutte queste nozioni ai giovani imprenditori, perché giustamente loro devono assolutamente avere tutta la panoramica complessiva della situazione, quindi non solo il come avvio le mie imprese in termini imprenditoriali se l'idea funziona, ma anche il come posso avere accesso a un credito, al finanziamento, come ci sono dei bandi che mi possono dare supporto o meno. Questo è un dato, insomma, è un'informazione importantissima da far passare, assolutamente. Torno dal dottore Besco per chiedergli a proposito del numero complessivo delle imprese artigiane. C'è una contrazione a livello sicuramente nazionale, contrazione che però a Vicenza è più contenuta, questo calo è meno evidente. Quali sono gli elementi favorevoli a questo punto nel tessuto economico vicentino? Allora, diciamo che il tessuto economico vicentino è molto artigiano, anche dal punto di vista della quota percentuale, stiamo parlando di un 30% circa di imprese che sono artigiane nel totale delle imprese registrate nel registro delle imprese della Camera di Commercio. Quindi c'è una struttura che comunque è molto ampia, molto diversificata. Tornando al discorso burocratico, c'è un aspetto che abbiamo approfondito proprio con CNA ormai qualche anno fa, ma sono convinto che questo aspetto ci sia ancora.
il fatto che diminuiscono molto le imprese artigiane non è legato solamente alla chiusura, ma è legato anche alla perdita dei requisiti artigiani. Noi sappiamo che per essere artigiano bisogna avere determinati requisiti, soprattutto l'aspetto dimensionale, quindi avere dei limiti, poi dipende dal settore dei dipendenti, e questo talvolta ci fa dire il settore è in crisi, diminuiscono in modo sensibile le imprese artigiane. Allora è vero, diminuiscono le imprese artigiane, ma non perché necessariamente cessano l'attività, ma perché magari perdono i requisiti e restano iscritte al registro delle imprese. Questa è una premessa che ci tenevo a fare. Diciamo che ancora una volta il settore, l'economia vicentina è un'economia comunque forte, nonostante tutte le tensioni che ci sono a livello internazionale, tutte le transizioni che stiamo vivendo, da quella digitale a quella ecologica, a quella demografica, a quella dell'internazionalizzazione che sta cambiando la forma di internazionalizzazione, e quindi noi comunque viviamo in un tessuto che tendenzialmente è un po' più forte rispetto all'Italia in generale. Come dicevo prima, le classifiche siamo sempre nella parte alta, a parte nelle imprese giovanili. E per cui il settore artigiano qui è molto forte, molto legato anche a degli aspetti di subfornitura e di legame con anche un'industria, una media industria che comunque è presente nel territorio e che sceglie di avvalersi di fornitori esterni in alcuni casi, come possono essere gli artigiani, per poter avere quella flessibilità che altrimenti non avrebbero all'interno dell'impresa. Per cui gli artigiani è vero calano, ma non calano così come, o meglio, calano dal punto di vista, diciamo, amministrativo burocratico, ma non come impatto sul territorio. Le imprese ci sono ancora e, come diceva prima il Presidente, l'artigianato è un microcosmo, c'è veramente di tutto all'interno, per cui è vero, pensa al falegname, al meccanico, alla parrucchiera, però all'interno c'è veramente anche l'impresa che fa software. Noi abbiamo una tendenza di diminuzione delle imprese giovanili in generale, però le imprese giovanili di alcuni settori, tipo le imprese legate alle professioni, però organizzate in forma di impresa, quindi non il singolo libero professionista, piuttosto che le software house, piuttosto che alcune funzioni legate al paesaggio, quindi ancora una volta magari società tra professionisti come gli architetti. Ci sono delle tendenze di aumento, per cui è vero diminuiscono, ma ci sono dei settori in cui invece le imprese giovanili e le imprese artigiane tendono ad aumentare. Fuori un pochino dall'ambito artigiano, ma interessante secondo me dal punto di vista poi anche dell'analisi, abbiamo visto che il settore dell'agricoltura, pur essendo un settore tradizionale, quindi tendenzialmente i settori tradizionali tendono a diminuire il numero di imprese, magari anche avendo un numero di occupati non in diminuzione, ma invece l'agricoltura, le imprese giovanili agricole nel nostro territorio non sono tantissime, ma tendono ad aumentare. Quindi c'è nei nostri analisi lo chiamiamo il ritorno alla terra, però in realtà è una scelta anche di vita di fare l'imprenditore agricolo, che anche come per l'imprenditore artigiano non è semplicemente andare a raccogliere le patate, ma c'è molta innovazione, c'è molta ricerca della qualità, e per cui ci sono veramente degli aspetti interessanti anche sotto questo aspetto. Quindi le imprese artigiane e le imprese giovanili tendono un po' a diminuire, però in realtà ci sono dei settori che ancora continuano ad essere in crescita, quindi bisogna vedere anche il lato positivo della cosa. Al professor Campagnolo mi rivolgo partendo da un dato che ho citato prima in realtà, che mi ha colpito rispetto a questa indagine fatta da CNA, e cioè il fatto che il 45% dei giovani imprenditori sostiene che il percorso formativo che ha fatto non ha nulla a che fare con l'attività che sta in realtà svolgendo.
Perché secondo lei c'è questo elemento così particolare e c'è uno scollamento forse tra il mondo della formazione e quella che è poi l'attività lavorativa e magari ci dovrebbe essere un maggiore dialogo? Beh, allora, buonasera innanzitutto, grazie per l'invito. Diventa difficile rispondere, come dire, così, senza conoscere appunto poi queste persone su quali ambiti stanno facendo impresa e su quali ambiti hanno studiato e a quale livello, no? Perché poi dipende appunto a dove la persona è arrivata anche nel suo background di formazione. Certo, è un tema questo abbastanza ricorrente, no? Anche se io appunto faccio direttore scientifico di un master al QA, ma come primo mestiere faccio il professore universitario all'Università di Padova, per cui mi capita di vivere costantemente con i giovani, anche con quelli che vogliono fare impresa, fortunatamente, perché ci sono tante persone che appunto sono attirate da questo mondo. L'università spesso, no, quindi parlo più dell'università che del mondo delle scuole superiori, che comunque, per quanto non conosco poco, ma quel poco che conosco è comunque un mondo in continua evoluzione. Chiaro che ci può essere questa cosa che, come dire, i programmi a livello di formazione tendono a seguire quello che sono, cioè le imprese sono sicuramente su tanti ambiti più avanti e magari ci sono degli ambiti invece nei quali l'università è fin troppo avanti per certi versi, no? Perché uno potrebbe anche dire viceversa che le università in generale, non necessariamente solo Padova, hanno dei cassetti pieni di innovazioni che non aspettano altro magari di trovare qualcuno che abbia voglia di fare impresa in quel senso, no? E se penso a colleghi che hanno fatto impresa da ricercatori, anche quelli potrebbero dire che stanno facendo qualcosa per il quale non hanno le competenze. Perché fare il ricercatore universitario ha dinamiche, logiche completamente diverse dal fare l'imprenditore o da gestire un'impresa. Per cui anche loro, pur facendo qualcosa che qui fanno impresa, la fanno sulla ricerca, ma quando si trovano a gestire persone, a gestire dei numeri, sono i primi a dire che non hanno le competenze. Per cui insomma diventa difficile capire dove sta la cosa. Sicuramente tutto il mondo delle scuole, e questo è un dato positivo, forse non ne vediamo ancora gli effetti, ma quando parliamo con le imprese sono tutte le imprese che cercano un contatto diretto con le scuole, vuoi sia una ragione per trovare persone, vuoi anche per avere delle idee, vuoi per avere delle idee diverse. Per cui io tenderei a dire che, per carità, probabilmente ci sono ancora tante situazioni, ma che questa storia che c'è distanza tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro fa parte un po' della narrativa o di uno stereotipo che è stato vero, e magari lo dico anche per la mia categoria, no? Noi, come dire, siamo stati giustamente, detto no, i professori stanno a Torre d'Avorio, fanno ricerca, hanno poco contatto, ma in realtà chi oggi frequenta le aule universitarie ha un costante legame con il mondo delle imprese. Poi mi verrebbe provocatoriamente da dire anche a me capita di sentirmi dire no, ma non sanno niente quando escono. Allora io credo che anche questa sia un'affermazione anche qui un po' stereotipata e provocatoriamente, no? La prendo come una provocazione bonaria da parte di chi me la fa, spesso volentieri tanti imprenditori, qualche imprenditore provocatoriamente dice guarda, se non gli abbiamo insegnato quello che serve esattamente a te all'interno della tua impresa, penso che abbiamo fatto bene il nostro dovere. Perché a cosa serve la formazione, a cosa serve la scuola? Serve, io dico, ad aprire elementi, a dare degli strumenti per interpretare i problemi e poi trovare delle soluzioni, no? Oggi il mondo è pieno comunque di scuole e università dove i ragazzi fanno 2-3 stage durante l'esperienza, per cui anche quello, fanno progetti con le imprese. Poi però il dato dice questo, 45%, per cui, come dire, dovremmo guardare che cosa fanno. Io mi auguro che non siano persone che hanno fatto magari formazioni molto elevate, dottorati, e poi sono stati costretti a ripiegare, no? Perché giustamente è stato citato prima, a volte l'imprenditorialità è una scelta necessaria, no? Perché non trovo un'alternativa. E questo, ecco, spero non sia questo il caso, no? Di persone che appunto si trovano e dicono la scuola non mi ha dato niente per quello che faccio, ma semplicemente perché non ho trovato nulla per cui ho studiato. Certo. Poi insomma
ecco, insomma, io cercherei di vedere sempre un po' dove stanno, difficile dire appunto qual è la ragione, e viviamo di transizioni, si è parlato prima, no, di transizioni digitali, di transizioni legate alla sostenibilità. È chiaro che i nostri programmi sono costantemente sollecitati da questo punto di vista. Viviamo, e dico anche dal punto di vista dell'ambito economico, ci sono teorie che sono completamente oggi, come dire, oggetto di una revisione rispetto al modo stesso di fare impresa. Per cui facciamo ricerca, a volte siamo un po' alla costante, come dire, rincorsa però insomma il tema è un po' più complesso che non semplicemente dice la scuola non mi ha dato niente. Ecco, se la scuola non mi ha dato niente, sarà vero in tanti casi, ma magari in tanti casi non stiamo cogliendo forse il vero ruolo della scuola. Forse si dovrebbero implementare programmi con esperienze, con occasioni per fare esperienza da parte dei ragazzi, in modo che gli imprenditori poi non dicano non sanno fare niente, ma magari mettendoli prima un po' alla prova in alcuni settori. Certo, questo è lo strumento degli stage, a volte colpevolizzato anche, ma appunto io ripeto, parlo per la mia esperienza universitaria, dove insomma, ho anche questa delega nell'ambito del mio dipartimento e firmo ogni giorno progetti di stage. Noi non riusciamo a stare dietro alle richieste che arrivano dalle imprese, in ambito economico. Non oso immaginare, un po' conosco i miei colleghi di ingegneria, per esempio, per parlare di materie tecniche, eccetera, dove anche a me arrivano continuamente richieste, ma tu che lavori all'università, hai qualcuno da... Cioè, io cerco di metterlo in contatto, ma non ne abbiamo a sufficienza, c'è scritto là, la demografia è arrivata all'università, non più alle scuole elementari o alle scuole, agli asili, no, è arrivata anche all'università gli effetti del calo demografico. E quindi adesso noi come università, per esempio in generale, un po' tutte hanno un grande tema, Padova l'ha fatto tanto tempo fa, di aprirsi ai ragazzi internazionali, e poi si crea a cascata anche un tema di magari tenerli a lavorare qui, e quindi anche la disponibilità delle imprese, però questo ci porta anche su altri ragionamenti, non voglio portare fuori... A proposito di calo demografico, adesso si parla del decreto flussi recente come una delle possibilità per riuscire un po' a invertire la tendenza, perché insomma, è purtroppo un fenomeno che sta toccando diversi strati dell'economia, un po' a tutti i livelli. A proposito di artigianato non convenzionale, torno dal presidente Stimoli. Secondo lei il tessuto produttivo locale è pronto a sostenere questo tipo di artigianato? Penso ad esempio alla possibilità di creare degli hub in cui le start-up possano così attecchire e svilupparsi, o c'è ancora un po' di resistenza a livello locale, appunto? Allora, diciamo che già come associazione abbiamo già avviato tutta una serie di collaborazioni per cercare di creare questi hub che proprio lei parla. Collaborazioni ad esempio proprio con, penso a Finergis, che è questo hub finanziario creato tra l'unione tra CNA e Confindustria per dare un maggiore accesso al credito a chi come startup vuole iniziare ad avviare un'impresa, vuole avere delle consulenze anche gratuite sul come poter finanziare la propria idea e quant'altro. Questo è stato secondo me un grande traguardo di questo 2025, perché parliamo di un hub radicato in tutto il territorio del nord Italia, con più di 30 sedi dislocate dal Piemonte al Friuli, e questo è esempio un primo passo secondo me di apporto che può dare l'associazione di categoria proprio al territorio per favorire le start-up a iniziare a crescere, ma come anche la formazione. La formazione, quindi mi ricollego a quello che diceva anche il professor Campagnolo prima, cioè la formazione non si deve fermare solo alla formazione scolastica, no? Cioè è la formazione continua che poi rende una persona imprenditore, rende una persona sempre aggiornata al passo coi tempi. Ad esempio adesso con CNA Veneto Ovest e la collaborazione del Quo Business School abbiamo avviato proprio un percorso che si chiama Da Startup a Smart Up, che è un percorso di 7 episodi su 3 livelli di profondità diversi, in cui affrontiamo varie tematiche che porto il mio esempio poi anche personale, che io ho iniziato a 22 anni a fare impresa, ho capito insomma a 22 anni
fai fatica a saper leggere un bilancio, faccio un esempio proprio così banale, e quindi questo percorso che abbiamo attivato con il QA ci dà proprio la possibilità di dire bene chi vuole avviare un'impresa, ma chi anche ce l'ha già avviata, perché anche io ho partecipato molto volentieri a questi incontri, diamo delle infarinature, diamo degli insegnamenti, quindi l'artigianato è un po' restio, c'è un po' magari di poca attitudine alla formazione o comunque a conoscere questi hub. Adesso non voglio essere ridondante, ma dobbiamo essere bravi noi come associazioni a sbloccare questa situazione qui. Le stiamo già facendo, le stiamo già portando avanti con un sacco di eventi formativi. Oltre a questo, nel corso degli anni, come anche presidente di CNA Giovani Imprenditori, abbiamo fatto numerosi piccoli master per cercare di dare supporto a chi vuole avviare un'impresa. Naturalmente anche noi, ripeto, come diceva il professor Campagnolo, cioè stai combattendo contro questo inverno demografico che statisticamente, se non hai lavoratori non hai neanche i giovani imprenditori, quindi dobbiamo cercare di coinvolgere quanto più le persone a non avere, ad abbracciare, chiamiamolo, questo rischio di avviare un'impresa, ma nel senso, è il termine stesso, no? Cioè fare impresa è un'impresa nel vero senso della parola, però dobbiamo dare loro tutti i mezzi necessari per prenderli a braccetto e cercare di accompagnarli. Nel mio caso, ripeto, 10 anni fa l'associazione di categoria è stato un grande abilitatore per diventare l'imprenditore che sono oggi, perché giustamente non è solo il fare network, il fare rete, ma è anche tutti i servizi che l'associazione può dare, come ripeto l'accesso al credito, in questo caso citando Finergis, piuttosto che i servizi di consulenza sul creare un business plan che sia efficace, su fare un piano economico che sia performante, in modo che da giovane, per quanto tu possa essere folle, irrequieto e tu abbia una grande voglia di fare impresa, devi avere però tutta una serie di nozioni che ti devono accompagnare nel percorso. Quindi anche qui questo dato qui che leggevamo prima anche sulla formazione, sono d'accordo con quello che diceva il professor Campagnolo, nel senso hai l'istruzione, diciamo, la scuola ti dà una formazione, diciamo, un po' per aprirti la mente, ricito quello che diceva, però poi è l'imprenditore che deve continuamente fare questa formazione continua per stare al passo con i temi, per essere competitivo e quindi per creare questo artigianato 2.0, mi piace chiamarlo così. Ecco, a proposito di formazione continua, chiedo al dottor Campagnolo qual è la sua opinione rispetto a quanto diceva il Presidente Stimoli, se questa formazione continua, giovani o anche non giovani, è importante soprattutto perché ci si affaccia in un mercato sempre più complesso a livello nazionale e ancora di più internazionale. Ho un conflitto di interessi evidente nel tentativo di smentire quello che diceva il Presidente, non ci riesco proprio a parte le battute. Credo che, io appunto faccio il direttore scientifico di un master da 10 anni, che però esiste da 20 anni, per cui non mi prendo alcun merito su chi pensò di crearlo all'interno di quella scuola 20 anni fa, no, solo per imprenditori, che è stata una sfida, no? Un'innovazione, se vogliamo, anche un po' radicale, perché oggi, per esempio, quello stesso master è stato di recente accreditato da un ente italiano che ci conferma quello che un po' sapevamo anche noi, che a livello italiano non esiste un'altra business school che abbia un master solo per imprenditori. Allora adesso non è che vogliamo ghettizzare gli imprenditori, però in questo senso, come dire, la logica è stata quella di creare un programma nel quale l'imprenditore si sentisse protetto, se vuole, anzi, oltre che dargli gli strumenti. No, ha detto bene il Presidente, fare un business plan oggi non è cosa da grande impresa. Saper leggere un bilancio non è cosa che un imprenditore si può permettere, ma non il bilancio come per il professionista, il bilancio per prendere le decisioni. Vogliamo parlare oggi della gestione delle persone? Perché appunto, al di là dice non le trovo, bisogna gestire quelle che ci sono quantomeno, giusto? E anche oggi la gestione delle persone è una competenza, no? Io dico l'imprenditore oggi ha 3 cose da fare che non può delegare. Al di là che la delega è importante, ma 3 cose che restano in capo. 1, pensare allo sviluppo. E questo non serve, cioè non è di nuovo questione di grande impresa, no? È questione di impresa. Che tu devi pensare comunque a domani. Quindi se sei assorbito costantemente dalla quotidianità,
la provocazione che fa il professore che non si è mai sognato di fare l'imprenditore, ma non sarebbe in grado evidentemente, quindi per carità di fronte all'imprenditore comunque cappello è, se non stai pensando tu allo sviluppo, chi sta pensando allo sviluppo, al domani dell'impresa all'interno della tua impresa? Quindi saper leggere anche questi trend e saperne vedere le opportunità, perché i trend sono tutti, cioè, hanno sempre una doppia faccia, dipende da come li guardi, da dove li guardi, no? Ci sono delle opportunità, la grande opportunità di rendere digitali, come dire, tutti i servizi tradizionali, per esempio. No? Quindi una cosa, pensare allo sviluppo, due, saper fare di conto, insomma questo è essenziale, non ci vuole, come dire, anche qua niente di particolare, però fare conto con tempestività. Che stamattina vengo dalla discussione di piani industriali con degli imprenditori, singoli imprenditori, anche questo dice io, imprenditore che ha la bellezza di 7 persone che lavorano, un imprenditore digitale, tra l'altro di 2 ville, okay? Quindi qua vicino, dice io l'8 di ogni mese ho il bilancio fatto con tutte le marginalità. Ecco, che uno potrebbe pensare con una sovrastruttura. Invece è una cosa fondamentale anche per l'impresa che nasce piccola per definizione, che si doti di una certa strutturazione. È dimostrato non da Diego Campagnolo ma da ricerche scientifiche che, come dire, chi supera la fase iniziale, che è la fase più difficile, molto spesso è chi si è dedicato prima ad attività di strutturazione, quindi ad attività organizzative. E terza cosa che deve saper fare l'imprenditore oggi è la gestione delle persone, che non vuol dire fare le paghe, ovviamente, ma la gestione è un'altra cosa. No? Allora, queste 3 cose, secondo me, prima o dopo, con una certa regolarità, ma per l'imprenditore, di nuovo, la formazione diventa, noi abbiamo un'esperienza di persone che fanno un percorso magari molto lungo, e non serve per forza fare percorsi lunghi, no. Alla fine di un percorso lungo dicono, e dopo cosa facciamo? Allora, la formazione, fatta quando tu hai esperienza, adesso la metto un po', come dire, provocatoriamente, dico crea dipendenza. Ma è una dipendenza buona. Ma perché? Perché l'imprenditore si rende conto che la formazione diventa, anche nel confronto con altri, l'occasione per ragionare sul futuro. Cioè non dovrebbe essere un lusso quello di avere il tempo di ragionare per il futuro. E questo è una cosa che, insomma, credo che ormai l'abbiano capita in tanti, e la cosa interessante è che appunto all'interno di quella scuola, all'interno di quel programma abbiamo, neanche nelle stesse aule, persone che hanno 30 anni, magari sono anche di prima generazione, e persone che ne hanno 60. E anche qui non è una questione, come dire, né dimensionale né di generazione, ma quindi sì. E poi appunto la formazione continua perché per gli stimoli che si ricevono anche. Faccio anche un po' di provocazione, lei, ma lo chiedo anche al Presidente, un giovane secondo me può sentirsi spaventato di fronte a queste sfide, a questa necessità di essere formato, attento e sapere un po' tutto questo, oppure sono cose inevitabili e se la deve mettere via in qualche modo? E chiedo anche al Presidente stimoli che raccoglierà probabilmente anche le opinioni, le impressioni dei suoi colleghi giovani imprenditori. Ma io dico qual è l'alternativa. L'alternativa qual è? Poi adesso ripeto, c'è un conflitto di interessi nel dire quello che dico, però cioè, ci credo veramente in quello che dico, ma perché, come dire, sono poi testimonianze riportate, al di là delle analisi che uno può fare anche sui numeri. La formazione è un investimento, giusto? Dovrebbe essere un investimento. L'imprenditore la fa mai su se stesso, la fa in primo luogo per l'impresa che sta gestendo. Quindi anche le persone che lavorano con quell'imprenditore dovrebbero essere orgogliose del fatto che lavorano con un imprenditore. E poi diventa anche un elemento per diventare attrattivi, perché magari le persone ambiziose, le persone che non vogliono fare impresa, ma che vogliono lavorare e contribuire ad altre imprese, magari lo vedono come un elemento di attrazione nei confronti di quell'impresa, il fatto che lavorano con imprenditori o imprenditrici che sono formate. Perché poi ricordiamoci che le persone ambiziose non accettano un posto di lavoro, lo scelgono. È uno dei criteri di scelta, e se lavorare con i ragazzi che hanno appunto 22-23 anni quando si laureano magistrali, con i quali poi mi piace anche tenere i contatti, perché una delle cose, dei benefit del fare questo mestiere, è quello di
di sapere cosa fanno questi ragazzi dopo che sono passati attraverso le tue aule. Ecco, una cosa che è evidente è che le generazioni più giovani, il Presidente poi può dirlo meglio di me, che lui fortunatamente forse ci rientra ancora non amano il pressapochismo, non amano tanto l'ambiguità. Allora possiamo vederlo come, ma sono un po' spocchiosi, no? Puoi vederlo così, probabilmente sbagliando, puoi vederlo come l'ambizione, voler crescere, fanno esperienze prima di laurearsi e quindi escono con più consapevolezza di quella che avevo io 25 anni fa quando mi sono laureato, che io sì forse potevo dire non sapevo niente, questi hanno fatto 2 stage, esperienza all'estero, quindi escono con la consapevolezza, non per forza. Poi questo non vuol dire che non si debbano mettere in gioco, eccetera. Però sicuramente una cosa che io ho visto dei più ambiziosi è che apprezzano la chiarezza su tanti aspetti. Ecco perché l'organizzazione, la strutturazione anche di una piccola impresa. Certo, magari una piccola impresa oggi, e questo è un altro dato, secondo me, che non è un dato, ma è così un aneddoto che più volte mi sento ripetere. E mi dicono, professore, ma se lei conosce qualche impresa, dice, non mi interessa che sia la Coca-Cola, la grande impresa, ma io tornerei a lavorare anche qui in questo territorio con un progetto. Allora loro i progetti li hanno e non hanno neanche paura di condividerli, perché questa è un'altra cosa che, al di là dei numeri, degli stock, giusto, prima abbiamo ragionato degli stock, poi bisognerebbe guardare i flussi, come ha detto il dottore Besco prima, dice, ma non è detto che perché sono meno, magari sono meno perché diventano grandi, e quindi magari, non che la dimensione sia tutto, però come dire, la dimensione su certi settori sicuramente conta. Però hanno un modo diverso di fare impresa, un rapporto diverso anche con l'impresa stessa che creano, e che sono tutte cose che per certi versi aiutano a mettere insieme dei tasselli che a mio avviso le rende anche più attrattive. Ecco, a proposito di strutturazione, il dottore Besco cita un altro dato percentuale. Le imprese individuali per quanto riguarda appunto il settore giovanile e artigianato sono il 73%, peraltro un dato in calo. Si stanno un po' alle volte sempre più strutturando, ingrandendo. Ecco. Dovrebbero farlo ancora di più perché un'impresa magari individuale fa fatica a restare in questo sistema economico, mentre una più strutturata, insomma. Sì, diciamo che volendo vedere l'altra faccia della medaglia, abbiamo comunque anche nelle imprese giovanili, che tendenzialmente sono piccole, un 20% di imprese che sono strutturate come una società di capitali. Allora, la società di capitali ha sicuramente il vantaggio di avere anche una gestione magari anche flessibile, semplice, ha un vantaggio che è molto più facile avere una gestione un pochino più manageriale, per cui è vero che abbiamo moltissime imprese individuali, giovanili individuali, ma abbiamo anche una quota non irrilevante, anzi direi significativa, di società di capitali. Questo è un primo punto di partenza. È vero che le società di capitali, dalla riforma di qualche decennio fa, è diventato molto più semplice essere società di capitale, con anche le SRL unipersonali, queste innovazioni. Però è anche una scelta, come dire, di visione, perché comunque costa di più gestire una società di capitali, perché comunque devi depositare il bilancio, una serie di obblighi. Diciamo che il legislatore ha dato la possibilità di limitare in qualche modo limitare il rischio, perché comunque rispondi solo coi mezzi dell'impresa, in cambio della trasparenza. La trasparenza ha un costo e anche un valore oltre ad essere un costo, per cui vedendo il lato positivo noi abbiamo comunque un 20% appunto di imprese giovanili nel nostro territorio che sono società di capitale. L'altra cosa che mi piace sottolineare è quello che è vero, siamo sempre più anziani tutti quanti e c'è questa glaciazione, questa trappola demografica in cui siamo caduti e sarà difficilissimo tirarsene fuori. Però le imprese giovanili che si iscrivono al registro delle imprese negli ultimi 5 anni sono sempre 1100 circa, 1080, 1100, 1090. Quindi ancora una volta la narrazione ci dice che le imprese, che i giovani non hanno tanta voglia di mettersi in gioco piuttosto che di fare impresa. In realtà
escludendo il 2020 che è stato un anno, ahimè, sappiamo, molto particolare. E questo dato resta abbastanza fisso, quindi dal 2019-2018 abbiamo un numero di nuove imprese giovanili che è abbastanza, di nuove iscrizioni legate a imprese giovanili, direi stabile, quindi 1100 sulle 4000 o qualcosa di meno di mediamente iscrizioni al registro imprese. Quindi è vero, le imprese giovanili a livello di stock diminuiscono perché chiaramente uno non resta giovane tutta la vita, quindi si va, quindi i 35 anni vengono superati prima o poi. È vero anche che probabilmente si cercano magari anche soci diversi, si cresce, si hanno soci magari più anziani, si apre anche il capitale, per cui diminuisce lo stock. Però un dato veramente anche qua interessante secondo me è quello appunto di dire attenzione, è vero il numero complessivo delle imprese giovanili diminuisce, si assottiglia, però il numero di imprese giovani che nascono, che si iscrivono al registro delle imprese è abbastanza stabile, direi stabile, per cui la voglia di fare impresa c'è. E le imprese che si cancellano, viene la domanda subito, di conseguenza giovanili che si cancellano, mediamente in un anno sono 1100 quelle che si iscrivono, sono 400 quelle che cessano, con la caratteristica di essere giovanili, per cui una parte, una parte muore, ma una buona parte si trasforma e quindi questo è un aspetto importante e quindi i giovani hanno voglia di mettersi in gioco e l'autoimprenditorialità, anche se meno spiccata rispetto ad altre aree della nostra penisola, c'è anche in provincia di Vicenza ed è importante sottolinearlo, secondo me. Ecco, a proposito delle cessazioni, che saranno poi per mille motivi, volevo chiedere al Presidente, lei avrà conosciuto imprese, appunto, fatto parte della categoria a livello regionale, nazionale, di giovani che hanno cominciato e che poi hanno lasciato perdere. Ecco, quali sono le difficoltà che hanno espresso nella loro attività tali per cui sono diventate le cose troppo grandi? Allora, un punto è un po' toccato anche prima, che è un po' l'accesso al credito. L'accesso al credito è comunque una prima barriera per quando uno vuole avviare un'impresa. Un altro punto, un altro dato, stiamo parlando proprio a livello anche regionale e nazionale con i colleghi, è anche un fatto anche di tutele. Cioè un giovane inizia, cioè vuole avviare l'impresa, poi in realtà poi si blocca, si ferma a tutte le tutele che non esistono, no? In caso di malattia, di maternità, paternità, cioè a livello imprenditoriale non c'è una tutela minima economica che dà un minimo, una rete di sicurezza, chiamiamola così, per i giovani imprenditori. Però voglio essere anch'io provocatorio e mi raggancio un po' alla domanda di prima sulla formazione. Sono anche magari quanto magari in quel caso un intervento formativo o anche consulenziale potrebbe salvare quelle imprese che sono cessate, no? Quindi quanto diventa importante fare una formazione veramente su temi cioè basilari, nel senso che potrebbe essere un'analisi di bilancio, come costruire un piano industriale che sia efficace, questi temi per dare quindi una spinta poi, no, all'impresa. Quindi non solo avvio l'impresa perché voglio provare a diventare un imprenditore, ma ok, voglio fare questa cosa qui, però che opportunità ci sono di formazione per me per mantenerla quell'impresa, per continuare a farla crescere quell'impresa. Prima il professor Campione ha fatto un ragionamento che condivido appieno, ma io lo vivo proprio sul personale, nel senso che cioè, il digitale è un mondo che cioè, evolve ogni giorno. Quindi o tu fai formazione o tu domani sparisci, cioè è molto semplice, quindi è un'attitudine che io la sento proprio naturale vivendo questo mondo ogni giorno. Ma noi facciamo formazione al personale delle mie aziende una volta a settimana. Noi facciamo ogni settimana, il venerdì pomeriggio ci fermiamo, l'azienda si blocca, si ferma e alle 7 persone del mio team facciamo un lavoro di formazione sulla persona. Cioè sul cosa la persona vuole migliorare, tu in cosa vorresti diventare più bravo, vorrei diventare adesso più bravo nel rapporto con i clienti perché magari sono impacciato, vorrei imparare a dialogare meglio, vorrei
migliorare quel processo che magari faccio che non mi piace. Quindi se io lavoro anche sulle soft skills, cioè sul come migliorare la persona, è una conseguenza poi sul miglioramento di processi. Quindi uno diventa attrattivo come azienda, quindi questo è dato imprenditore, perché naturalmente devo dire che insomma, di proposte, insomma, di CV ne ricevo quotidianamente, ma a livello imprenditoriale questo è un'ottimizzazione del business, perché io facendo formazione al personale sono arrivato a un'ottimizzazione di processi tale che mi permette di avere una forza lavoro di 7 persone quando in realtà dovrei averne 12. Okay, quindi quanto è importante la formazione? Hanno paura i giovani imprenditori a fare formazione o gli artigiani in generale a fare formazione? Non devono averla. Cioè, che alternative hanno? Perché è un investimento. Che alternative hanno? Tu lo devi fare. E quindi tornando proprio anche alla domanda delle imprese cessate, sono delle problematiche, ripeto, legate al sistema paese, che può essere l'accesso al credito piuttosto che queste tutele magari per l'imprenditore, che ammetto che insomma aumentano il rischio di fare impresa e quindi poi aumentano la possibilità di cessione. Ma voglio fare questa provocazione anche ai giovani imprenditori, cioè alla fine la formazione che ti fa crescere come persona, ti fa crescere come impresa. Abbiamo parlato di formazione, di accesso al credito. Per creare un tessuto economico-sociale, mi viene da dire, che favorisca le giovani imprese, le faccia fruttare, sviluppare, chi sono gli attori che dovrebbero mettersi in movimento a livello politico, a livello economico, secondo voi? Le faccio questa domanda a tutti e tre. Partiamo dal Presidente. Mi viene a dire tutto il sistema, nel senso che ovviamente bisogna innanzitutto iniziare ad aprire i dialoghi. Quindi se noi iniziamo ad aprire dialoghi tra istituti di formazione, associazioni, rapporti con le camere di commercio per l'accesso al credito, bandi, finanziamenti, eccetera, eccetera, innanzitutto serve un dialogo continuo, ininterrotto, per cercare di trovare sempre nuove opportunità e sempre nuovi spunti. Dopodiché è ovvio che tutto questo motore che si innesca a livello territoriale deve innescarsi anche a livello poi regionale e nazionale. A me viene in mente un esempio che abbiamo portato nei tavoli politici su cui abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni e mezzo, facendo parte del comitato esecutivo nazionale, con quindi tutti i presidenti, i giovani imprenditori delle varie regioni, delle varie CNA a Roma, e avevo stato quello di dire: bene, sappiamo che c'è una pressione fiscale non indifferente nell'accessione di impresa, quindi come posso incentivare il cambio generazionale, ma semplicemente come posso anche ridare vita a un mestiere che sta andando a morire. Cioè, se penso a un artigiano che è prossimo alla pensione e non ha un ricambio generazionale, ma c'è un giovane che è appassionato e vuole poter dire: sai cosa, vorrei, cioè, cedimi l'impresa per dare una nuova spinta, una nuova vita a questo mestiere. Io non posso avere l'attuale fiscalizzazione. Cioè dobbiamo dare anche qui un incentivo a questi giovani imprenditori che vogliono tenere in vita i vecchi mestieri o i passaggi generazionali, dobbiamo dare un supporto proprio anche a livello nazionale. Quindi c'è bisogno di andare a lavorare in tutti i territori, cioè partiamo dal provinciale certo, ma dobbiamo poi andare ad estenderci sul regionale e sul nazionale, perché è tutto il sistema paese che poi fa funzionare tutto il nostro sistema. Sì. Premetto che sono d'accordo con il Presidente, ma secondo me molti degli strumenti che si possono utilizzare in realtà ci sono, quindi in realtà le istituzioni, le associazioni di categoria, anche altri strumenti tipo il Digital Innovation Hub piuttosto che i Competence Center, in realtà ci sono. E secondo me manca un pochino il passaggio della conoscenza rispetto agli strumenti che già sono presenti. Ed è un po', diciamo pure, un difetto che sta passando rispetto all'imprenditore medio, nel senso che l'imprenditore medio è bravissimo a fare il suo lavoro, ma magari appena c'è da andare oltre rispetto a cose che non sono immediatamente collegate al proprio lavoro, magari si guarda con meno attenzione. Noi come Camera di Commercio abbiamo, lo dicevo prima, un servizio nuova impresa, ma abbiamo anche molti bandi che visti singolarmente sono veramente una misura piccolissima, sono incentivi a investimenti molto piccoli, che però vogliono essere quella scintilla
che vuole far iniziare un processo di strutturazione o di trasformazione, di transizione. Talvolta però appunto vediamo che non sempre arriviamo ad avere la copertura di tutto il finanziamento, o piuttosto in alcuni casi, adesso anch'io faccio lo sponsor, abbiamo un'iniziativa di contributi per gli imprenditori che seguono i corsi al QOA. Ma non è tanto il contributo pubblico che dà la Camera di Commercio, è quella volontà di arriva la comunicazione, c'è un contributo, magari anche chi è un po' più pigro, ecco, mettiamola così, ma sfrutto l'occasione del contributo pubblico per fare un investimento che invece è molto più significativo dei 4.000 euro che diamo per seguire il corso al QOA. Però magari è l'occasione di sentire che c'è, approfitto di un'occasione per poter partire, nel caso del QOA, a seguire un corso, un master effettivo per imprenditori, oppure per il bando nostro sulla doppia transizione riusciamo appunto a dare un piccolo contributo per far partire un processo di transizione, di trasformazione. Quindi, tornando alla sua domanda, in realtà gli strumenti ce ne sono molti. È vero, bisogna fare squadra, è vero però che mi sento di dire le istituzioni, le associazioni, the business school che abbiamo nel nostro territorio, abbiamo veramente tante eccellenze nel nostro territorio che talvolta non sono sfruttate al massimo. Dottor Campagnolo. Io non ho molto da aggiungere, provocatoriamente mi verrebbe da dire appunto se non mancano gli strumenti a volte diventa difficile navigare per chi è interessato, no? Nella varietà di questi strumenti e nel collegamento. Forse più che fare squadra, forse bisogna che siano messi in rete queste cose in modo tale che uno sappia navigare e capire dove andare a trovare quello che gli serve e quando gli serve. Insomma. I corpi intermedi fanno egregiamente questo lavoro e quindi bene così, però anche l'università finanzia, progetti di start-up, Start Cup per esempio, quindi ci sono tantissime veramente iniziative, non voglio provocatoriamente dire troppe perché non sarebbe, probabilmente non è mai troppo, forse più connessione. Ecco. Un'ultima domanda flash per tutti e tre, un giovane che volesse intraprendere adesso la propria attività, che non abbia già una sua idea, un suo progetto, in quale settore dovrebbe impegnarsi per avere una possibilità di successo? Io non so dove dovrebbe impegnarsi, dico dove mi impegnerei io. Sì. A me affascina molto il mondo dell'agricoltura, perché il mondo dell'agricoltura oggi secondo me sta attraversando una trasformazione che forse più di altri, ma epocale, no? Con l'agricoltura di precisione, interseca la digitalizzazione, interseca la sostenibilità, e quindi quello è un mondo secondo me dove gli spazi di fare impresa sono ancora molti. Dottore Besco? Sì, è un po' difficile, siccome siamo qua io lo dico, perché no, fare l'artigiano. L'artigiano vuol dire tante cose, per cui da un lato chi ha la capacità, che io non ho ad esempio, della manualità, di riuscire a gestire, a fare un qualcosa che è proprio. E artigiano parte da arte, no? come parola, e quindi è molto bello secondo me se qualcuno ha la capacità anche di gestire l'aspetto manuale. Non occorre che diventiamo tutti Bill Gates o tutti Diego Stimoli, scusa. Però possiamo tranquillamente avere anche moltissima soddisfazione anche nei lavori più pratici, perché no? E la soddisfazione, mi viene da dire, è anche di natura economica, perché molti miei amici fanno un lavoro pratico e però grazie a Dio guadagnano molto bene, per cui non bisogna aver paura né di sporcarsi le mani né di fare ricerca, per cui in realtà ogni storia è a sé, ecco, però il mondo dell'artigianato non lo trascuriamo. Presidente, sappiamo quello che fa. Se non avesse intrapreso questa attività in particolare, che cosa le piacerebbe aver fatto? In realtà non ho una grande risposta, una risposta a questo, proprio perché è una cosa che mi sono sempre sentito dalla quarta elementare di voler fare questo lavoro qui. Una cosa che mi è nata
e tutto, ma in realtà io parto da una famiglia, nasco da una famiglia di agricoltori, quindi nonno e babbo agricoltori, e io tutt'oggi quando c'è bisogno di dare una mano vado anch'io, faccio questo ritorno alla terra e lo faccio con molto piacere, perché è una cosa che mi piace, che mi permette di essere libero anche poi con la mente, e poi quando rientro poi operativo in ufficio mi dà una grande mano. Quindi non ho ora un altro sogno che dico avrei voluto fare quello, perché è una cosa che me la sono sempre sentita, diciamo, all'interno, ecco. Però insomma, mi è piaciuto l'intervento, insomma, del dottor Rabesco, perché credo che, insomma, l'artigiano anche, insomma, parliamo del Made in Italy, no? Parliamo dell'Italia, quanto all'estero ancora, no? L'artigianato, il Made in Italy è valorizzato, cosa che noi qui lo diamo per scontato, magari perché lo viviamo tutti i giorni, però ci sono un sacco di mestieri che rientrano nell'artigianato, e unendo, secondo me, varie competenze che derivano dalla formazione, qualsiasi tipologia di settore artigiano può creare innovazione, ma non solo, ripeto, anche meramente digitale, ma innovazione proprio anche di processi, innovazione di comunicazione, quindi ci sono tante sfaccettature che riguardano l'innovazione, quindi secondo me un artigiano, quel 2.0 che dicevo prima, è una cosa che non mi dispiace. Grazie, penso che il tempo a nostra disposizione sia terminato, per cui vi ringrazio per aver partecipato a questo primo talk. Grazie. E vi do appuntamento per i prossimi appuntamenti che ci saranno in autunno. Grazie a tutti e buonasera.